Il sindaco detta la linea su Villa Serena e sul piano Mar e chiude virtualmente la bocca alle tante voci che si inseguono da settimane su questi due percorsi così importanti per la città. Da giorni, infatti, si faceva strada a Bassano l'ipotesi di un ritorno prepotente di un progetto per case di riposo nel faldone del piano Mar con tutte le ripercussioni del caso per il futuro di Villa Serena. Addirittura c'era chi si spingeva a sostenere che parte dei posti letto pubblici della struttura gestita dall'ISAC fosse destinata a passare nelle residenze per anziani proposte dai privati. Ipotesi che il sindaco smentisce categoricamente, anzi la lettura si ribalta del tutto e l'attenzione del comune si concentra appunto su Villa Serena. Noi già da mesi, insomma, stiamo lavorando con Isaac per un piano di rilancio di Villa Serena. A breve ci dovrebbero presentare un piano economico-finanziario per riqualificare questa struttura, in quanto insomma è una struttura datata che necessita di importanti investimenti, ma la volontà dell'amministrazione è di mantenere la struttura pubblica e capire Isaac in quanto tempo riuscirà a riqualificare quel sito importante. In ballo c'è il rinnovo della convenzione per la gestione della struttura e si parla di mezzo secolo o giù di lì. Isaac ha il contratto in scadenza, ci hanno chiesto il rinnovo sarà fatto, però sarà fatto sulla base di un piano economico e finanziario, quindi da parte dell'amministrazione stiamo lavorando su questo e quando avremo documenti in mano, numeri alla mano, poi si deciderà da farsi. E il piano Mar? Il piano mare è un tema molto delicato, se ne parla da 40 anni, però è uno dei primi argomenti che ho preso in mano quando mi sono insediato, un argomento molto delicato, ci sono degli interessi privati legittimi, ma ovviamente io devo guardare agli interessi della parte pubblica. È in corso una trattativa con ovviamente questa società e aspettiamo una proposta definitiva per poi presentarla alla città e sarà oggetto di dibattito e di confronto, però l'idea da parte dell'amministrazione è di chiudere quanto prima questa faccenda. Qualcuno ribadisce che dal cassetto del privato coinvolto nel piano Mar potrebbe uscire un progetto a sorpresa fortemente virato sulle case di riposo. Al momento non c'è alcuna richiesta depositata che parli di strutture per anziani o quant'altro, quindi siamo in attesa di avere una proposta da parte di questa società e poi valuteremo, però ripeto, le strutture per anziani della nostra città resteranno pubbliche. Più chiaro di così